Giovanni, non dà. Una tazza di latte al signor notare, ciao. Ma tu vuoi no, tu hai tu là. Ja, Pasca, vieni a fare una bella, tu si chiama già, ja, oi, vado proprio, Dovevo se stata a latte e va a tenere intanto un annino. Sì. E portati pure a Raffaele, Tigre. Raffaele, e chi lo si è aspettato? Aspetta, ehi, Raffaele, è pieno con me, che ha fatto con No, no, mi raccomando. Don Pasquale, posso? In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione, Re d'Italia, alla presenza del sottoscritto Notar Girolamo Consiglio fu Francesco, io Pasquale Capuzzi fu Nicola, in piene facoltà mentali lascio... Notare, ripetete, io Pasquale Capuzzi fu Nicola, in piene facoltà mentali. In piene facoltà mentali lascio... Guarda e dica esse, e se tu sei proprio tu, ma passione non è la stessa, non mi sento niente più. Se tu guarda qualche volta, bella mia non me lo fa, tanta capa non mi volta, come a 2 o 3 anni fa. Sia stesse tutte vase, sia stesse tutte te. E lo ha fatto? Come è là? Io me l'ho trovato 17 volte a Sabatini. E se tu lasci, mi sono piaciuto. E allora sputtata, pare brutto per chi vede. No, per carnevale che non so merda, ma per rispettare la morte, che a chi prima e a chi dopo c'ha da venire a felicità tutto quanto. Gesù, voi veritamente sto cagato per la casa. Io cantante che sta cantando in cantina non so dire. E pure chi le sa fare stasera? Ma che schifezza! Mi dispiace per Don Giovanni che so per me. Ma lo sai il cantiniere che vi è morto? Come non lo so? Chi lei era voleva sparare i botte, voleva appiccare bengala. Oddio! Chi le stava appiccicata da tanto tempo? Per certi soldi che carnevale per stare abbonando lo padre a Don Giovanni e non l'ha potuto più avere. Oh vera, ma facete sta zitta sto cantando? È proprio una cosa che non sta. E chi so dice? Buia! Dai, ti faccio pazzo. Perché vuoi far appiccicare? Lo so di chi? Oh Giovanni! Dite! Oh Giovanni, facete sta zitta che sto qua. Chi ve l'ha? Oh, guarda! Che non ha già vietato, sta cominciando. Il sta cantando là fuori, a cammarella a parte a strada. Eppure si sente. Chiudete almeno questa porta! E stante a cucina! Oh già, con tutte le furnacelle appicciate, i pomodori asfissiati, ok. E allora se ne senti i suoni e chi che canta con morto là? Ma perché? Il pure è un morto che deve essere rispettato.
Tutto quanto hanno a essere rispettato quando sono morto. Beh, bello figlio. Ma chi le per 200 lire che prestai a banana mi fate, ma a un momento che fate ma non c'è poteva no. Corrette tante che luttuosse, che con povero uomo ne piglia una malattia. E prendere in tuo fegato, o facette morire. Ma è morto purissimo. E quando uno è morto è scusabile. Posso vivo, dice l'angelo. Ma chi l'è morto? Chi la via? Un essere defunto. Vabbè, non andate più, datevi tre. Sì, e fammi giudizio. E che diamine, certi rancori dopo la morte dovrebbero sparire. Gesù, non si conosce più. Signor, t'ha ricordato quando era? E come quell'omone? Ehi, e perché sto chiamavano carnevale? Ma non per dirne male, perché sto con la verità, ma non Giovanna per ragione. Hai tanto la buona anima, con sangue la gente, e mangiando seppellere cristiane, la sarà 500 miliardi. Veramente? Ah no, è come se faceva, sfruttando il prossimo, 100 per 300. E certa mia, chi lo quando aveva morito, quando io l'ho scontato fino all'ultimo centesimo. E ma chi va tutta sta fortuna? Chi non dà nessuno? Ecco, non l'avete visto una volta? Appena vedete che zio Stefano per morire, non si è molto più vicino a esso. E in te braccia una volta ispirato. Ah, ne. Sì, ma io ho paura che a carnevale, quando mi hanno chiamato notare, la vetta falda sta mente. Sì. Ma piccola cosa una volta, e tuttora sta femmina soia. A chi? Aveva una femmina? Donette! La cameriera? La cameriera! Tanto fa, chi l'ha quindicina anni facevano vita unita. Ah, sì? Non varito come sono chiagni. Vedete? Che fortuna che è. Che lieto per fare servizi. A carnevale voglio piace e là passo a fare gli altri servizi. E lei? Questo che è scemo. E vabbè, mi è sempre un sacrificio. Che sacrificio! Che fastidio lo potevano vecchie che lei dava. Stata netta a posto perché sapeva che dopo si arronzava tutte cose. E l'avevano fatto pure. E pure voi, signore. Io no! E sanno, non faccio. Chi è Don Giovanni che mi aveva stato? Tu! Oh, la forza con me! La forza! Mago, ma è trasuto una comitiva? La tavola è 15 si dice per su. Ma mangia a buscare lì mi sto zitto. Io non canto per pazienza. Io canto per ma buscare campata. E ci me l'aveva campata a me io. Ma manco! Ma là si stanno morti. E qua ci sta una cantina. In da cantina si canta e io canto. Sono! Marito veramente. Oh, sei pazzo! Don Gennaro, io non m'ho messa. Io da là industata Angela. Ma c'hanno sto! Alle da soia. Vabbè! Si può mettere cucchino. Dunetta. Nella sera, sì. Ma vi va vita calma. E se no che facci? Alla fine chi l'è morto qua sei vicchiato. Non ne fammi sfugare, c'è avuto che bello.
avete avuto che perdere fino a un certo punto. Avete visto che prima chiudere l'occhio a voi a pensare? Sì, perché sì, è che dice il contrario. Ma isso non mi aveva lasciato! Non mi aveva lasciato! Non vi aveva lasciato? Chi le teneva 70? Ma voluto bene, bene ma voluto. Lo primo anno che si è cominciato a sentire male, ma hanno che voluto, viaggia romano è tutto così scritto, tutto così chiaro, se non potemo a campo pretese. E quando me ne è notare voi ci scrivono. Niente, io me ne scelto fuori, e chi tenevo coraggio a sentire. Ma nessuno ce l'ha rita che sta cantando che fratello. Ecco, ce l'avevi marito. Ma non ha voluto sentire. Dice che si canta con Magnano. E c'è dama qualche cosa è solta, basta che si sta zitto. Angionna, e dici di Oh,